Siamo qua alla provincia siciliana di Messina, oggi presentazione del gruppo che si presenterà alle elezioni del 28 ottobre 2012 per l'elezione dei deputati del Parlamento siciliano. Siamo qua con Giuseppe Scarlata dei Forconi. Com'è andata oggi la presentazione, Giuseppe? Ma io credo che sia andata bene, come è andata bene ovunque siamo stati. La gente credo che cominci a capire quello che realmente il Movimento del Forcone vuole fare. C'è stata una fase iniziale dove appena c'è stata la nostra candidatura, abbiamo espresso la nostra candidatura, i media hanno cercato un po' di marciarci sopra anche con articoli fasulli o con delle supposizioni stupide. Ci davano vicino a partiti politici, ci davano vicino ad altri, ma noi siamo da soli, è il Movimento del Forcone che fa un patto con i siciliani. Noi vogliamo veramente dare riscatto, non noi, sarebbe troppo presuntuoso, forse o è troppo presuntuoso dire noi, diciamo noi per dire noi siciliani, vogliamo portare a termine questa battaglia. Questa associazione che avete fatto col Fronte Nazionale Siciliano, che vantaggi vi può apportare? Ma i vantaggi che può portare con qualsiasi altra associazione che abbia voglia di spendersi per il bene della Sicilia. Allora il Fronte Nazionale io credo che oggi sia il movimento che rappresenti in Sicilia quello che è lo zoccolo duro della sicilianità. La coerenza di Pippo Scianò credo che non è da sottovalutare su un discorso del genere. Allora non siamo stati noi, non per presunzione, ad andare a cercare Pippo Scianò, ma Pippo Scianò quando si avvicina al nostro movimento credo che Pippo Scianò abbia individuato nel movimento dei Forconi la coerenza che credo che lo abbia anche lui contraddistinto nel passato. Quindi oggi qua c'era Mariano Ferro, Giuseppe Scarlata e Franco Gruppi dei Forconi e abbiamo presentato sia il simbolo che la lista. Voi come pensate ora di organizzare questa campagna elettorale in questi giorni che ci separano dal voto? Bella domanda. E la campagna elettorale è come quelli che non hanno soldi in tasca, noi la vogliamo organizzare. E quindi noi, in mezzo alla gente, noi faremo comizi, faremo tutti gli incontri a cui saremo quindi chiamati. vi aspettate un grande... Ma noi già è da 3 giorni che io e Mariano non rientriamo a casa e ancora non siamo entrati nel vivo della campagna elettorale. Noi non ci scoraggiamo, combattiamo con i leoni, pur essendo forse agnellini, non lo so, ma affronteremo lo stesso la campagna. Quindi aspettate i siciliani nelle piazze per parlare e anche per... Allora, noi la domanda che vogliamo porre sinceramente ai siciliani è solo una, ma veramente questo popolo è stanco di subire queste angherie da parte di una classe politica che ancora oggi vediamo riciclarsi, cambiare simbolo, cambiare nome per prenderci ancora per il culo, ma dobbiamo ancora sottostare a questa gente qua o siamo veramente stanchi e ognuno di noi fa la sua parte per mandarli una volta per tutte a calci in culo a casa? Benissimo, grazie Giuseppe Scarlata dei Forconi.